Sono convinto che quello che non condiziona la missione è dove è nato il missionario e da quale nazione viene. Questo non entra per me. Alla fine, per un salesiano, tutto si gioca nel fascino per il Signore Gesù. Questo significa essere missionari. Va bene, partiamo. E qui parliamo della terza parola, la preparazione. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, passa tutto per l'inculturazione. Cosa possiamo consigliare a chi vuole cominciare oggi? Alla Missio Agentes devono andare anche i migliori, e quelli che dopo la chiamata hanno fatto un vero discernimento. Non è soltanto mi piace e me ne vado e dopo non mi ritrovo e rientro. No, è molto più profondo. E questo ha da vedere con questa parola preparazione. Anzitutto una preparazione personale, di vera maturità umana, di vera maturità nella fede, una preparazione spirituale che ti porti a dire voglio offrire quello che io sono nella più grande semplicità e umiltà. È una parola, dirò semplicemente, che chiede lucidità, serenità, cammino, tempo e grande generosità in tutti. Nel confratello missionario, che deve vivere tutto questo, nella ispettoria che generosamente offre non a quelli che possono andare perché non ne ho bisogno, ma a quelli che anche se sono preziosi qui, possono essere molto più preziosi di là. Devo dire che tantissime volte è così e questo è molto bello nella nostra congregazione. E aggiungo per ultimo una grande preparazione in quelli che devono accogliere ai missionari. Non è sufficiente con dire venite, no, dobbiamo garantire l'accoglienza, dobbiamo garantire l'imparare le lingue locali. Se uno non parla una lingua si sente isolato. Allora la preparazione nelle lingue è la garanzia prima per non bruciare ai missionari e dopo per dargli strumenti per dopo servire molto meglio. Accogliere con vero affetto e scoprire che uno ha lasciato tutto per andare di nuovo altrove. Questo significa prendere sul serio la preparazione dei missionari, dei salesiani missionari nel nome del Signore.